Un'interrogazione al sindaco di Nuoro Andrea Sodu per conoscere la tempistica della riapertura del tratto di strada che da via Mughina conduce alla strada provinciale 58, chiusa per consentire un intervento di ripristino dei luoghi danneggiati dall'alluvione del 18 novembre 2013. L'ha presentata in Consiglio Comunale Pierluigi Saiu, esponente dell'opposizione, che chiede anche quando inizieranno i lavori di messa in sicurezza del tratto successivo. L'esponente dell'opposizione chiede chiarezza all'amministrazione comunale dopo che all'avvio dei lavori, il 15 febbraio, era stato presentato un cronoprogramma che prevedeva la loro conclusione entro un mese. La strada di Mughina è invece ancora chiusa, le promesse inizialmente fatte sui tempi di conclusione dei lavori sono rimaste annunci, sottolinea Saiu, che ricorda che i disagi per chi si deve recare a Nuoro sono enormi, ma lo sono anche per i nuoresi, senza dimenticare le attività economiche della zona in sofferenza. I lavori, finanziati con un contributo di quasi 90.000 euro, continua Saiu, avrebbero dovuto riguardare la sistemazione di una parte del costone danneggiato dall'alluvione 2013. Tuttavia, continua l'esponente di Uniti per Nuoro, una volta iniziati ci si è resi conto che l'intervento non sarebbe stato risolutivo e che la superficie da mettere in sicurezza sarebbe stata più ampia. Questo evidentemente ha comportato la necessità di programmare un nuovo intervento con conseguente allungamento dei tempi. Bisognerebbe però capire perché nel momento in cui si è programmato di intervenire sulla strada non ci si è resi conto che quello sarebbe stato solo un intervento parziale e adesso in tanti, soprattutto tra i residenti che hanno accolto con favore l'inizio dei lavori, conclude Saiu, in molti temono che i tempi possano dilatarsi di molto e che la strada debba rimanere chiusa a lungo. Da qui la presentazione di un'interrogazione in Consiglio Comunale per avere notizie certe sulla riapertura della strada.